Amici appassionati di futsal, il saluto vi arriva dal Pala Olgiata di Roma. Terza giornata della Serie A di futsal, si sfidano Roma e Benevento. La Roma arriva a questa sfida a punteggio pieno, 6 punti nelle prime due partite. Benevento che invece ancora caccia dei primi punti in questa stagione. Arriva adesso il fischio e si parte al Pala Olgiata. Avellino, Biscossi. Dentro in verticale per Marceligno, la sponda di prima per Avellino che calcia Matteus, chiamato al primo intervento della sua partita. Guerra di ritorno per il numero 8 che va dentro da De Crescenzo, pallone di ritorno per Scitao che prova ad andarsene con una finta e finisce a terra. Poi una serie di tamponamenti 3 contro 2 che si sviluppa per la Roma. Marceligno sul secondo palo per Dimas che non è riuscito a spingerla in porta. Super occasione da gol per la Roma. Le finte su Arbonio, prova ad andarsene Isgro, lo aspetta lì Arbonio, poi Isgro rischia anche di commettere fallo. Ramon prova a calciare sul primo palo, attento Ducci, e allora pallone recuperato dalla Roma con Isgro che è già andato da Dimas. Marceligno, Dimas di ritorno per Marceligno, si è allacciato con Milucci, cartellino giallo. La rincorsa di Marceligno, Luberto neutralizza il calcio di rigore, rigore sbagliato da Marceligno. Pallone all'indietro per Matteus che alza per Milucci, è scivolato Avellino, pallone dentro per De Crescenzo. Clamorosa occasione per il Benevento. Dimas, Biscossi. Bello il pallone di ritorno per Biscossi, Matteus due volte a dire di no. Biscossi, l'anticipo di testa di Scitao, attacca la Roma, Dimas per Marceligno. Avellino, Marceligno di ritorno per Lucio Avellino. Dimas prende la corsia centrale, prova a servire con suo compagno di squadra, poi arriva la conclusione di Arbonio. Ramon a battere il corner, il movimento di De Crescenzo, il pallone per Arbonio, dimenticato al centro dell'area di rigore dalla Roma, la sblocca il Benevento. Avellino, pallone per Dimas che rompe la linea di pressione, scambia Dimas che poi calcia centrale con la punta, con Guerra pronto sul punto di battuta. Arriva adesso il fischio, inizia il secondo tempo di Roma-Benevento. Arbonio per Milucci, subito pressato da Marceligno. Arriva il fallo di Milucci, attenzione perché Milucci era già ammonito. Secondo cartellino giallo e rosso per Enzo Milucci. E Avellino tiene in campo il pallone per provare a dare ritmo agli attacchi della Roma. Dimas ancora! E il pallone si stampa sul palo. Marceligno, circa 40 secondi ancora di superiorità numerica per la Roma. Fortino con la punta del piede sinistro incrocia sul secondo palo e la Roma impatta la puntata vincente di Rodolfo Fortino. 1-1. Avellino, occhio qui all'anticipo di botta, 3 contro 3 per il Benevento con Guerra. Ducci, Marceligno, Dimas, un paio di solate, se ne va Dimas, la mette per Fortino, ha ribaltato il campo in un'ama la Roma, doppietta di Rodolfo Fortino e partita ribaltata al Pala Olgiata di Roma. 16 minuti 14 secondi, raddoppio della Roma con il gol di Rodolfo Fortino. Di Eugenio Ercolesi con l'esterno, ancora per Alessio Di Eugenio. Marceligno, Di Eugenio, Dimas, ha spazio per puntare in 1 contro 1 su De Crescenzo, si accentra e calcia Dimas. 1 minuto 22 secondi. Pallone dentro per Fortino, premiato da Avellino, tripletta di Rodolfo Fortino e la Roma è avanti 3-1.
Ercolesi, Avellino, Di Eugenio di ritorno per Dimas che riesce a trovare Avellino che va da Ercolesi, extra pass di Avellino che sforna un altro assist, stavolta per Marco Ercolesi. Game, set and match per la Roma. Pallone riconquistato da Dimas, arriva adesso il fischio finale, la Roma la ribalta nel secondo tempo, batte 4-1 il Benevento con la tripletta di Rodolfo Fortino ed il gol di Marco Ercolesi.